Cari amici Trevignole, benvenuti a questa prima puntata del quarto gradino. Di cosa si tratta? Anche dalla nostra banda, Riva, Arco, Busa, purtroppo succede ogni dì delle brutte robe. Insomma, che dei gialli di Mon che non si chiamano fuori. Noi, come Trevignole, con i nostri volontari, cercheremo di trovare la soluzione a questi casi ingratiai, così da far capire a quei che occupare o fa quel che non doveva fare. Per esempio, non so, gli uccidi la plessa alla sposa dell'amico, per dire, insomma, cioè, tante robe brutte. Ancora vedendo risolvere il casino che qualcuno, come dire, da già definisce, ma il caso del cannibale di Vignole. Insomma, parleremo, mi raccomando che i bocci vada via il computer, che insomma è una roba un po', parleremo del mostro che a copà taglia su a tocchetti e può addirittura mangiare la vittima. Eh? Mi raccomando, tenete bene a mente tutto quel che vi faremo vedere, vedrete che anche a voi poi arriverete da per voi alla soluzione del caso. E intanto mettete comodi e occhio le foto ai cine e alla prossima, sempre che era che sia, quarto gradino, stai con noi, mi raccomando. In questo caso avete sentito anche il clementologo Dino Di De Sì. Un attimo che facciamo il collegamento, perché chi era questo collegamento? Buongiorno, guardi, per non sapere né dire sì o no,
Io direi forse. Ecco, forse si tratta, questo a mio avviso, di una situazione psicotica particolare. Mi spiego meglio. In cramentologia è definita la sindrome della lucanica, perché è in Lucania che sono state registrate le prime patologie. Così se leggo il rapporto. In sostanza il soggetto in preda a convulsioni arriva a desiderare l'oggetto della propria magnometria al punto non solo di tagliare, fare a pezzi la vittima, insomma deve depossederla, tenerla con sé. Ed è allora che scatta l'impulso del cannibalismo. Purtroppo si tratta di un'anomalia psichica incurabile, a meno che il soggetto non venga sottoposto ad un adeguato periodo di osservazione, io direi soprattutto dal punto di vista alimentare. La ringrazio. Abbiamo trovato l'ultima persona che ha visto viva la vittima di questo efferato crimine. Per comprensibili motivi di sicurezza la riprendiamo ovviamente di spalle. Allora ci dica, quando ha visto la vittima l'ultima volta? Guardi, io l'ho vista ieri mattina, saranno state all'incirca le 8:13 e 40 secondi. Aveva notato qualcosa di strano nei giorni scorsi? No, non ho notato in lei atteggiamenti diversi dagli altri giorni. Cosa pensa di questa incredibile tragedia? È tutto assurdo, incomprensibile. Qualche sospetto? Sì, ho qualche sospetto, ma preferirei esporlo in privato. Cosa vorrebbe lei a questo punto? Spero che trovino presto questo mostro. No, mi spionca tutto. Mi spionca tutto. Gano sigarette, gano che da pizzare. No, perché sti chi mi ha messo dentro. A parte che per lì mi sta un attimino antipatico perché te almeno continua a dire Sedor, già quello. Dai, sigarette. Moleme però ste manotte, moleme ste manotte, no, bravo, ecco, sigarette, sì. Mi spiego tutto perché non voglio nascondere, proprio non voglio nascondere, ho sempre lavorato tutta la mia vita, onesto, mai avuto a che fare mai ne ho preso, a parte stavolta che fa. E tutte partite dagli esami che ho fatto per fare del sangue, no? delle urine, cosa viene fuori? Va a togliere la sposa, vai fuori che i trigliceridi è tripli. Amico dite, usa la parola stessa, trigliceridi vuol dire che gli è tripli, no? Non la fate, si sballate, basta Lugane che basta, ora ho detto. Basta Lugane, si viene una volta solo. Allora cos'è che ho fatto? Sono andato poi, non è vera che non ho pagato la Luganega, l'ho pagata, però l'ho scondua nel frigo zobas, perché noi abbiamo frighi, uno di sotto, uno di sopra, di sotto si mette qualcosa, ma ecco, di solito comunque scondo di qualcosa. Allora, cosa succede? Che devi fare, non è
stamattina te li fa. Allora mi cosa fa? Vado e taglia sta lugar, no? Dopo mi è scappato da 3 tocchetti su per le scale, e lì va bene, dovevo mettere, però insomma, che dire, non mi pare di fare una roba, insomma, che roba anche, che mi non roba, ma che mi fa del pezzo, peso per queste robe qui, e poi fa anche a voi montare su un caso, dai, mica,